Va, sappi tu. Pronto? 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 Chi parla? Mauro? Sì? Oh! Allora, Se mi dici chi è? e come chi è? Mauro! Eh? Mauro, ti dimentichi dei vecchi amici? Ma, Carlo? Sì! Oh, Novelli? Sì! Ascoltami, proprio di te, guardate. Dimmi! Stamattina ero da Barone. Ah sì? E ho visto il signore, ho fatto io, ho guardato il coso, ho visto Fiorucci. Ah! Faccio io, ho il mio amico Carlo, dice, è andato via. Come è andato Come via? è andato via? È andato via. Ho detto, dice sì, dice, ha lasciato, dice, non se la sentiva più. Dice, ho detto io, ma io, sai, non ho detto io, ma Sì. o è viceversa? Dice, no, dice, è andato via. Dice, ora dice, c'è già pronto uno, dice, viene uno nuovo, anno nuovo, dice, ormai non si è fatto, dice niente perché siamo alla fine dell'anno, Sì. dice, viene uno nuovo. Va bene, arrivederci, auguri, me ne sono andato, perché Sì. Coso mi ha detto, vieni più tardi. Chi? Fabrizio. Fabrizio. Allora io sono ritornato, l'ho fatto io, ma Fabrizio, ma sai qualcosa di Carlo? Cioè, ma io da quanto ho capito, dice, se n'è andato perché l'hanno fatto lasciare. E dice, anche lui dice un bel signorino per ride, dice l'ispettore. Io telefonai a Carlo perché non lo vedevo e Carlo più o meno mi ha detto qualcosa. Ecco, Sì. così. Basta. Infatti. Ma io sono rimasto, Carlo, Confermo. ho detto, ma come a Fiorucci c'è più? Novelli. Ma sono rimasto di merda stamattina. No, veramente, io ti confermo. Confermo quello che ti ha detto Fabrizio, è vero. È vero, gliel'ho detto io. Ma quando ci siamo visti l'ultima volta, Sì. non mi hai accennato niente, sembrava che tu ci stassi bene, insomma, voglio dire. Ma sai, fino all'ultimo uno, sai, cerca di non era sicuro niente, Ho capito. allora non volevo dire cose che poi Ho non capito. sapevo se sarebbero accadute o bene. Certo c'erano delle cose che non andavano bene. Sì, difatti me l'ha detto. Troppi problemi. Accidenti. Perché difatti questa parola lì me l'ha detto proprio lui. Dice, non creda che sia facile, dice, ma c'è tanti problemi, dice, in questa ditta qui. Lui me l'ha detto per Moro. Quel Moro? Quel Moro chi è? Non so chi è l'ispettore. Sì, l'ispettore. Ma io guarda te, a telefonarmi ora non ti ci facevo perché, figurati, pensavo fosse uno scherzo, perché te mi facevi, Mauro? E a volte fanno gli scherzi, Carlo. Ah sì? Te. Ma capita, io non so, Mauro cercavo di farmi riconoscere, insomma. Sì, ma eri per lì, guarda Carlino, ti riconoscevo davvero. Ora mi ha riconosciuto? Ora sì. Ah, meno male. Però purtroppo la situazione è quella, che vuoi fare? Te? E ora Carlo cosa? Eh? Ma te sei venuto via senza dirci nulla o c'è qualcosa? C'è qualcosa. Ah, ecco. C'è qualcosa. Ah. C'è stato qualcosa e c'è una ragione ben precisa. No, scusami, no. Dicevo se c'hai già qualcosa. Ah, se c'è un altro... ce l'avrei e non ce l'avrei. Ecco. Cioè, qualcosa c'è, ma intanto ora non se ne parla fino all'anno nuovo. Ed è chiaro. Perché sai, ora è un periodo, un momento brutto, non si può stabilire niente. Quindi lo so. si fa passare l'ultimo dell'anno, così, la Befana, e poi si vede. Ecco, ma certo di sicuro no, lo so. Sicuro no. Ecco, ascolta un po', ma non è che te li dovevi dare i 3 mesi, no, Che contratto c'avevi? Ma guarda, sì, ecco, i 3 mesi non era, cioè ci siamo accordati, c'erano, Ecco. però ci siamo accordati diversamente. Ah, ecco. Cioè io ho avuto un esborso, ecco, diciamo così, e quindi ci siamo accordati questo, anche perché non era più possibile proprio andare avanti. No. Cioè c'era un rapporto ormai deteriorato al massimo, capito? Non mi sembrava, Carlo. Non so perché, sai, esternamente si cerca di mantenere, ma dentro... Ma quant'eri che c'eri, Carlo? Poino, insomma, no, mica tanto. No, ma purtroppo guarda, non ci si incastra con le persone, capito? Quello è il problema. Allora, cioè, vuoi sapere la verità? Cioè, veramente, non è che c'entri molto il lavoro sul fatto che io sono venuto via o sono stato costretto in qualche modo a venire via. C'entrano dei fatti, diciamo, di natura, guarda, non nemmeno a Fabrizio l'ho detto questo, di natura sessuale. Di natura? Sessuale. Sessuale? Sessuale.
Ma sì. E da che parte? Dalla parte mia. Io sono stato. Ti sembra il tipo, voglio dire. No, ora te scherzi. No, fai bene la donna, ma fino a quel punto lì. No, io faccio bene la donna, ma quando si scherza. Sì, ma fino a quel punto lì. Quando si scherza faccio anche bene la donna, vero? Certo. Diamine. Però, ecco, hai capito? Hai già capito tutto. Cioè, mi voleva far fare la donna senza esserlo. Hai capito? Ma dalla parte del signore di stamani? E chi era il signore di stamani? Quello di stamani, l'ispettore? Quel Moro? Sì. Sì, lui è arrivato con tanti discorsi, poi ha cominciato, no, guarda, ti giuro, quello è gay, ma un gay è un gay è attivo, cioè lui voleva, parliamoci chiaro, tanto fra uomini, voleva mi mettesse a pecorina e... No! Capisci? Aveva cominciato a toccarmi il culo. Ma ti rendi conto? Questo... E te Carlo, non l'hai dato l'umanate? All'inizio pensavo scherzassi, sai? Pensavo scherzassi all'inizio, sai? Allora, anch'io ho fatto lo scherzo, allora feci un errore, l'errore mio, sai che faccio la donna così, fu di stare, pensavo fosse uno scherzo e stette allo scherzo e cominciai a fare, ma sì, così, sai, un po' movimenti tipo gay, no? Perché tanto per scherzare, perché tanto io questo scherza, o questo l'ha preso sul serio? No! Ha visto che tipo è? Mi è arrivato addosso, mi ha tolto i pantaloni. Ti ha tolto i pantaloni? Ma ti rendi conto? Io a tirare sulle mutande e quella a tirarmele giù, ma guarda la cosa, e poi ho cominciato a correre intorno al tavolo e quello dietro. Carlo, ma levati i pantaloni eri in grado di farti levare? Ma è in grado, scusa, io, guarda, la colpa è stata mia, perché facevo finta così, io dico, questo scherzo anch'io, no? Faccio la donna e dico, ti faccio lo spogliarello, ma così scherzando, sai? E avevo cominciato semplicemente a sganciarmi un pochino davanti, ma non così per tirarmeli giù, per fare il gesto, no? Questo ha approfittato subito, ci ha creduto, è venuto e ma strapanavo tutto, mi ha tirato giù e io ero rimasto in mutande con questi pantaloni giù a piedi, non riuscivo nemmeno a camminare. Giù lui alle mutande, io tira su e lui giù. È arrivata, guarda, lui era lì, stava lì con la bocca, mi stava leccando il culo. Ma ti rendi conto? Ma dove eri? In ufficio, sono andato tutto intorno a un tavolo e quello dietro e io via a scappare, ma guarda, alla fine sono riuscito, perché sono riuscito, ma quello c'aveva già una cosa, io ho visto, l'aveva tirato fuori. Ma senti, tu vedessi, che grosso, no, mi ha fatto spavento, dico, ma che? Tutto nero ce l'aveva, ma che scherzo, in Moro, capito? Dico, no, non è possibile qua. Ecco, e te non ha fatto nulla, non ha denunciato nulla. Ma cosa vuoi denunciare qua? Io gli ho detto, qui denuncio tutti, allora sono arrivati a più miti consigli, praticamente mi hanno dato dei soldi in più per stare zitto e per mettere una pietra sopra, che sono venuto via perché non potevo più stare con questa gente. Ma stavo 3 mesi ancora, ma che scherzi davvero? Perché poi non è mica il solo, non è l'unico lui, ho saputo poi che c'è tutto un giro lì di mamma mia. Ma è l'azienda l'azienda è Pierucci. O le sanno queste cose qui? Ma che ne so io, se lo sanno o non lo sanno. Io mi sono trovato improvvisamente in questo vortice, diciamo, di sesso e di sessualità. Ma poi tutto fra uomini. Ma non sembrava nemmeno, fra l'altro stamani, non c'ha nemmeno una parlata. Ma è quello che mi ha capito? Anche per me era uno che scherzava, perché a volte si scherza, no? Fra noi. Vabbè, tanto quando si scherza poi non succede niente. Sappiamo bene che tipi siamo, te, io, vabbè, a noi ci piacciono le donne, o no? Porca miseria. Questo qui, improvvisamente non lo facevo nemmeno io, perché è lui solo attivo, capito? Cioè lui te lo mette, basta, capito? E non è gay, lui piacciono ma è sposato? Sì, ma io credo gli piacciono tutte e due, cioè un bisex, capito? Ah sì, Sì, ma gli ho preso proprio perché insomma gli dice mi piace il tuo culo, ma no, mi piace, vai via, tutto schifoso, maledetto. Ma che lo so, guarda, sono stato veramente male. Io, guarda, mi sono sfogato oggi, è la prima volta che lo racconta a qualcuno. Ma ascolta, Carlo, sono stato zitto. Dimmi, ma quant'è che sei venuto via? Da quella volta lì io sono stato qualche giorno ancora, certamente hanno capito che non c'era più niente da fare con me, certamente. E poi sono venuto via, è una questione di pochi giorni. Ma guarda, di tutto pensavo, ma questa cosa qui proprio, Carlo. Ma figurati io. Mauro. E te dietro l'ufficio col culo con i pantaloni giù? Sì, guarda, ora a pensarci quasi scappa da ridere. Madonna. Ma io avrei voluto vedere te in quella situazione, guarda, no, nel senso che... Ora veramente... sei capace scherzando, ma Dio cane, ma sei un ragazzo anche intelligente, se ora una volta due lo vedi se uno, anche se te stavi allo scherzo, ma lo vedevi se lui faceva per davvero o no.
ora te sbottonandoti, è chiaro... ho sbagliato, ma scusa, ma ho fatto un errore. Hai fatto capire a lui che a te ti stava bene. Sì, ma io credevo che lui scherzasse, capito? Perché lui scherza anch'io e si fa finta così. Per un momento così di tranquillità, non c'era nessuno, sarà solo io e lui. Io dico, si scherza. Questo... ma altro che scherzo, ha tirato fuori un batacchio che poi, dico la verità, insomma, per un pelo non è riuscito, perché io ero cascato in terra, no? Girando intorno al lui mi veniva dietro, capisci? Come se fossi stato una donna io. Io ora rido perché ho scampato il pericolo, ma sono cascato in terra a un certo punto, ero proprio nella posizione giusta, ero cascato in avanti e questo mi è arrivato sopra. Ti è arrivato sopra? Madonna, poi ho preso, c'era lì un paio di forbici sulla scrivania, ho preso un paio di forbici e ho detto ora te lo taglio. Madonna, gli ha fatto l'effetto chiocciola, gli è ritornato tutto vicino. Tutto più, davvero, tu vedessi io sinceramente non gliel'avrei tagliato. Ascolta Carlo, ma alla tua moglie se l'ha detto? Io? Te l'hai raccontato tutto? No, non mi ha detto. No, dico la verità, non gliel'ho detto perché, senti, sinceramente, non so cose, fra noi, fra uomini forse si può anche dire, magari, ma alle donne, sai, chissà, insomma, che reazione può avere. Ma senti ragazzi... Capisci? Anzi, ti pregherei... ecco, ma scherzi Carlo, sono queste cose, guarda, detto, ci sono rimasto talmente male in me perché ho detto una cosa del genere. Arrivare a questo, non lo so, se lo so io, Carlo, è una cosa incredibile. Perché guarda, abbi pazienza, mi sono sfogato un pochino. No, sono al bimbo. Ah, sì, no, scusa. Dimmi. Mi sono sfogato un pochino, abbi pazienza, forse non era il caso. No, ma scherzi Carlo, perché guarda, non l'ho detta ancora a nessuno, ho sempre detto, sono rimasto sul vago, ma ora l'ho voluto dire, insomma, perché è una cosa che tenevo dentro, cioè dentro, meno male dentro mi è entrato, tenevo dentro di me, capito? Ma tu vedessi poi com'era, schiumava dalla bocca questo qua. Sì. Schiumava, ma è una cosa incredibile, chi l'avrebbe mai detto, insomma? Proprio, vieni qua, amore mio, mi faceva amore mio. Amore mio? Come amore mio? Ma come amore mio? Il culo bianco che mi faceva così, il culo bianco, Ma io stamattina, anzi, parlando, non sembrava nemmeno una persona... Ma hai notato se ti guardava un po' così? No, perché ti ho detto 2 minuti, mi ha dato la mano, l'ho dato. Hai dato la mano, Sì, ho detto auguri, arrivederci. È lui normale, È lui normale, sì, arrivederci. Ma era normale anche prima, questo è stato un raptus improvviso, capito? Cioè, lui è cominciata così, no? Io ero così un po' appoggiato alla scrivania e così stavo guardando una cosa e lui è venuto qui vicino, accanto a me, e con la mano ha cominciato così, sai, tipo mano morta, no? Sì. A toccarmi il culo. Dai, su, facevo io, dai, non fare il porco, no? Perché capivo che e Luca pensava invece tu ci stassi. Sì, e poi fatto, dai, non fare il porco, faceva dai, se vuoi ti faccio eccitare, ti faccio spogliare. Ho cominciato a sganciarmi appena come le fai te le ossa? Come le faccio io, tu lo sai, no? Lo sai, te lo riconosci. Ma senti lì. Quello subito l'ha approfittato, appena io ho sganciato appena il bottoncino, lui subito è arrivato come una furia, ma di corsa, cioè è stato una specie di belva, sai di quelle velocissime, no? Mi ha tirato giù i pantaloni e io giù, no, che fai? Ancora credevo che scherzassi ancora a quel punto lì, quando l'ha tirato fuori, però no, ti dico la verità, quando l'ha tirato lui, ascolta, con una mano mi cercava di tirarmi giù le mutande e io cercavo di tirarle su, con l'altra mano questo stronzo se l'è tirato fuori dai pantaloni e allora ho visto che questo faceva sul serio, perché non era finto quello era vero, ma grosso, una cosa incredibile, dico, ma questo mi spacca veramente. Ho cominciato a correre, ma ha strappato le mutande. Ecco, ma scusa, o te Carlo Giocane, ecco, ne potevi dirti denuncio tutto. Ma gliel'ho detto, ti denuncio, lo dico a tutti, ti sputtano, certamente. E lui? Sai cosa mi ha detto? Non me ne frega niente, faceva, tanto qui siamo tutti così, tutti uguali. Ah, sì? Sì, ma no, io stare lì in quel posto lì, no. No, a me non mi ci prendono più. Io, guarda, magari sto senza lavoro per un po' finché non trovo una cosa, però mi sono fatto dare soldi, perché sennò, cioè, qualche cosa doveva avere per venire via subito, insomma, non. Ma c'hai da avere sempre o no? Sì, devo avere ancora qualcosa e me l'ha dato però la metà, più della metà. Ecco, scusa Carlo, ma perché te al titolare non lo potevi dire questa affare qui?
Ma anche lui è gay! Anche lui? Fierucci? Ma porca miseria, davvero, ma davvero, sai, incredibile, guarda, guarda, io non ci potevo più stare lì, ma che scherziamo davvero? Madonna caro Mauro, guarda, ho passato un momento, e poi non è solo il momento, poi uno ci ripensa, capito? Sono quelle cose, il lavoro è importante, anche il lavoro, perderlo per questa cosa, però io sono tutto d'un pezzo, non posso, finché si scherza si fa anche la donna, ma né per scherzo né per burla, attorno al culo non ci voglio nulla. Dei regali, ma senti, guarda un po', e sicché l'aveva grosso, via. Ma grosso? Poi, a vederlo si sembrava te. Sembra, è nero, scuro, sì, perché è un po' moro. È un po' moro, scuro. Boia. Tu vedessi che roba. Ma senti, Carlo, certo, guarda, proprio nel 94, ora sono anni, ti conosco, proprio non me l'aspettavo proprio una cosa del genere. Se figurati se me l'aspettavo io. Mamma mia, Carlo, e lui capace di te, facendolo come lo fai, scherzando, lo fa talmente bene, l'ha fatta eccitare lui te, mi sa di sì, accidenta, quando mi è venuto in mente, perché tanto lo sai che le faccio queste cose. Ma le fai, Carlo, e se povero lì è vero che lui è un gay. Questo è il problema, e non sembrava. Perché se mi sembrava non lo facevo, capito? Ma senti, Carlo, se c'avevi la parrucchina, la parrucca sei una donna, no. Sembravi. Oh, ti piacerò mica anche a te, No, Mauro, non ti fare idee perché io non te lo do. No. Senti, vabbè, facciamo finta di niente. Io senti, vabbè, ti faccio un altro auguri buon Natale. Che altrettanto, saluta tutti. Ho salvato il culo. Tanto ci si vede, Carlo. Almeno quello. Sì. Vabbè, ci si vede tanto, va bene? Va bene. Ciao Carlo, grazie. Salutami tutti, ciao. Non ho mai telefonato nemmeno. Che l'ha detto io non ho riattaccato, non mi ha telefonato nemmeno, ma forse questo non gli telefona mai, ma ora per raccontargli questa storia gli ha telefonato. Ha fatto tutto da sé, Mauro ha fatto tutto da sé. No, indubbiamente ha fatto tutto da sé, perché praticamente ha detto nomi, cognomi.